Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Sei nata senza nome e non riesci a sentire quando ti chiamo vieni per ti far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna resto io che ti scorrere in la cuore quando non riesci a dormire. Buona serata a tutti e benvenuti alla presentazione sul gruppo OM Officina Mediterranea, la poesia e musica, la musica e poesia, della bravissima autrice Mariella Minna di Milano San Felice. Ringrazio l'amministratore Donato Rinaldi per avermi dato la diretta Facebook e sul canale YouTube per la puntata numero 51. Il titolo del libro delle poesie è il seguente di Minna. Oserò disturbare, vediamo se si vede. Beh, poi lo vedremo meglio. Oserò disturbare l'universo, pub poesie, editore, provaci ancora Bill. Vuoi salutarmi, Mirella? Sì, buonasera a tutti, mi fa molto piacere di essere qui naturalmente e spero che la conversazione sarà interessante per noi tutti. Certamente. Allora, per conoscerti un po' meglio, leggerò la tua sinossi. Oserò disturbare l'universo, trasporti il lettore in un vortice di emozioni, rivelando le sfumature più profonde del cuore di Mariella. Questo è un viaggio intimo attraverso le varie sfaccettature dell'autrice, pensieri così sfuggenti che è quasi impossibile coglierli. Una canzone jazz, la serata con le amiche di una vita, una semplice domenica pomeriggio, l'amore di una vita ormai andato e che ha lasciato ricordi indelebili. Niente trame complesse o colpi di scena, solamente una voce che si libera via nell'aria e ci accompagna lungo il suo percorso. Adesso leggo la tua biografia. Sì. Mariella Minna nasce come linguista, parla e scrive fluentemente in inglese, tedesco, francese e ha studiato giapponese. Lavora come interprete e traduttrice, soprattutto per Mondadori.
Ha pubblicato alcuni capitoli in libri a cura di Alessandro Lucchini, il più importante dei quali è La magia della scrittura, Sperling e Kupfer 2005. Questa è la sua prima pubblicazione. Poi ha pubblicato anche Zenzero e cioccolato, che è una raccolta di poesie d'amore, ma non solo. Parla di passione per la vita soprattutto, in tutte le sue sfumature, dalle più rosee alle più cupe, perché la magia dell'esistenza ammaliano tutti. Anche le piccole e solite cose danno senso al nostro passaggio sulla terra. E proprio perché siamo di passaggio, è importante vivere nell'animo che fugge. La poesia ci aiuta a entrare in sintonia con l'universo, di cui facciamo felicemente parte. È una panacea di tutti i mali, è il canto libero dell'anima che impetuosamente cerca di emergere all'esterno. Adesso ti faccio le domande. Va bene. Riesco a far vedere meglio il libro? Il libro è questo. Si vede? Allora, Mariella, parlaci del libro. Bene, io per questo libro, il libro di cui parleremo stasera, Oserò disturbare l'universo, è la mia prima, è un'opera prima. E vorrei innanzitutto partire dalla copertina, perché mi sembra interessante, nel senso, innanzitutto, cosa colpisce il lettore, naturalmente, o chi acquista un libro? La copertina è un po' quello che attira. Il titolo fa parte, è un verso di una poesia di Eliot, il famoso celebre poeta americano, che in una poesia che si chiama La canzone d'amore di Alfred Prufrock. Oserò disturbare l'universo. Io rimasi folgorata da questa poesia quando facevo l'università, e questo verso, che ha il punto di domanda nell'originale, mi è risuonato in testa per anni. Ecco perché quando ho deciso di pubblicare la prima raccolta lo scelsi come titolo. Poi, guardando bene la copertina, si nota il viso di una donna sullo sfondo di un mare con una luna velata. Bene, tu hai detto che io ho studiato giapponese e in effetti mi sono occupata di cultura giapponese per anni, e la luna velata in Giappone ha un significato molto particolare. È quella che di solito si vede in autunno ed è il simbolo della bellezza assoluta. Mentre da noi la luna bella è quella estiva, la luna piena estiva che si vede sul mare, non so, che si riflette sulle onde del mare, eccetera, in Giappone è quella velata dalle nubi, perché c'è un concetto proprio diverso alla base di bellezza. La bellezza deve essere un po' celata, da noi viene un po' mostrata, viene più manifestata. Se noi pensiamo al capolavoro della letteratura giapponese, la storia del principe Genji, tutte le donne che lui andava a incontrare erano velate e si presentavano dietro un paravento. Quindi ecco che la bellezza non deve essere mai ostentata nella cultura orientale. E mi ha molto colpito quando la Pub Editore mi ha proposto questa copertina, perché loro certo non potevano sapere delle mie simpatie giapponesi, però certamente a me ha folgorato. Perfetto. Qual è il tuo rapporto con la scrittura? Ma io ho avuto un rapporto con la scrittura sempre molto intenso, perché ho scritto diari sulla mia vita, moltissimi diari che ancora conservo gelosamente, e perché ho fatto la traduttrice e quindi non ho fatto altro che trascrivere i testi, sì, scritti da altri, però io li ho riscritti, quindi anche quello è un lavoro di scrittura, perché ho partecipato con Alessandro Lucchini, staff di Alessandro Lucchini, ad alcuni libri con i miei capitoli, quindi c'è sempre stato un rapporto molto stretto, ma anche perché io trovo che scrivendo, o almeno questa è la mia impressione, mi esprimo meglio che parlando. Sono più precisa, le parole sono scelte con più calma e quindi sono più efficaci. Questa è la mia impressione. Perfetto. Come sono nate le poesie? Allora, per Oserò disturbare l'universo,
io devo raccontare un po' anche in retroscena perché sennò non spieghiamo bene. Ho perso mio marito nel marzo del 2018. Quindi come effetto del lutto, uno degli effetti del lutto è stato di fatto l'insonnia. Alle 3 del mattino mi svegliavo di colpo, occhi sbarrati, sveglia come un grillo e non riuscivo più a dormire. Provavo con la musica jazz, con la musica classica che dice che rilassa, dice che fa dormire, niente da fare. E allora mi è incominciata a venire la voglia di scrivere. Però quello che scrivevo, quello che veniva fuori praticamente, erano delle poesie, non era un racconto, non erano tantomeno un romanzo, la storia di una storia, così, no, erano delle poesie. E io ho iniziato a scriverne e ne ho scritte tantissime, ne ho scritte più di 300. Poi il libro è stato ovviamente oggetto di una revisione da parte della casa editrice e adesso ne contiene un 120 di quelle 300, diciamo. Quindi il mio è stato un tentativo di impiegare il tempo in maniera migliore, cioè il tempo che era tolto dal sonno in una maniera migliore. E poi è stato un modo anche per rielaborare il lutto, il che non significa che siano poesie tristi. Sono certo alcune velate di malinconia, è evidente, ma tutte piene di quella voglia di vivere, di quell'amore per la vita che mi ha tenuto in piedi, che mi ha sorretto in quei momenti e che mi ha fatto superare poi il momento difficile fino a superarlo completamente. Perfetto. Di cosa parlano le tue poesie? Appunto, le mie poesie parlano dell'amore, allora, dell'amore romantico e quindi dell'amore con la maiuscola, che era quello per mio marito, dell'amore con la minuscola, che sono stati dei tentativi di felicità dopo mio marito, magari non andati a buon fine, e poi dell'amore per tante cose, per i miei amanti, perché io adoro la natura, la luna, le stelle, il sole, il mare, le piante, gli animali, in particolare i gatti, la musica, come ho già detto, e quindi sono tanti gli amori di una persona, i libri, sono tanti gli amori che una persona può avere. Però diciamo che il trade union di tutte queste poesie è l'amore per la vita e quella incrollabile fede nel fatto che la vita sia più forte di tutto poi alla fine, anche del dolore, anche del lutto, perché noi andiamo avanti, superiamo e perché, come dice Camus, nel colmo dell'inverno trovai in me un'invincibile estate ed è questa invincibile estate che poi mi ha rifatto risollevare. Perfetto. Adesso ti faccio riposare 2 minuti che leggo le tue poesie e poi Ah, che riprendiamo le bello! domande e poi sono arrivate anche tante domande da farti da parte del pubblico. Grazie. Allora, partiamo da A mia madre. Come la rosa rossa che sboccia solitaria d'inverno, così tu, mamma, sei unica, irripetibile. Come la luna piena che illumina la notte, così tu, mamma, sei una luce che non si spegnerà mai. Come la danzatrice ebbra di vita, così tu, mamma, sei una forza che non si piegherà mai. Bellissimo. Adesso l'amore per i gatti. Così l'ascoltano anche gli altri. La gatta, curiosa e giocosa, si muove per casa come fosse la padrona. Elegante e sensuale, sdraiata sul divano come una diva del muto. Pigra e accidiosa, dorme tutto il giorno, soprattutto se non mi ha attorno. Famelica la mattina presto, guarda gli uccellini alla finestra, come noi guardiamo la TV. Affettuosa e coccolona solo quando vuole lei. La riempio di baci e di carezze. Sei la mia bambina, ora siamo solo io e te. Lei mi guarda fisso e sembra per un attimo capire, per poi tornare
alla sua innata ingenuità. E leggo un'altra. All'alba, mentre il sole incendia il cielo, il mio cuore solitario trema sotto una luna che non c'è più. Amore che vince su tutte le cose, accompagna il mio sogno. Ti do appuntamento all'alba. Amore che tardi ad arrivare. L'ombra è notte e non posso dormire. L'alba ingoierà le mie paure, ma fin tanto che non vedrò il sole mi sarei accanto. Tu, sorella ombra, che di me tutte le cose sai, anche quelle che non oso dire. La pioggia e poi riprendiamo. Sì? Piove sui nostri sogni, sui nostri amori perduti, sulle nostre speranze. La pioggia cancella il dolore, i ricordi bastardi, i rimpianti. Piove su quello che avremmo voluto essere e non siamo stati, sulle parole non dette, sulla nostra solitudine. Bellissimo. Oh, adesso riprendiamo le domande. Sì? Quali sono i poeti che ami? Beh, allora, a parte i classici tra cui posso citare qualcuno come Goethe, Shakespeare, il nostro Leopardi, l'immenso Leopardi, e non so, ma anche Montale, bravissimo, meraviglioso, Ungaretti, folgorante. Però io trovo che i poeti che più mi hanno influenzato siano dei poeti come Sandro Penna, che scrive poesie brevi come me, e che sono abbastanza folgoranti, nel senso che lui con pochi versi riesce a ridare il suo mondo interiore e riesce a ricreare quell'atmosfera che proprio lo caratterizza. E poi sicuramente la grande Alda Merini, a cui da cui non possiamo prescindere, insomma. Perfetto. Allora, vediamo un po'. A chi sono dedicate le poesie? Allora, tu la prima poesia che hai scelto è quella Mia madre, ce n'è anche un'altra nella raccolta. Le poesie, la silloge è dedicata interamente a mia madre. Mi dirai perché? Perché mia madre mi ha dato la vita e questo è il dono più grande che un essere umano possa fare a un altro essere umano, perché mi ha instillato il piacere, il gusto e la curiosità della cultura, perché mi ha insegnato a viaggiare e a non essere legata troppo alle mie radici soltanto, perché insomma è stata una figura che veramente guida nella mia vita per molti aspetti. L'ultimo dono che mi ha fatto è stato l'amore per la musica classica. Adesso ormai siamo amiche più che mamma e figlia, perché è così l'evoluzione, diciamo, del rapporto. E l'ultimo dono è la musica classica, per cui adesso parliamo di musica classica, ci scambiamo opinioni e questi sono tutti i regali che mi ha fatto. Ecco perché quando ho scritto delle poesie ho pensato a lei. Perfetto. Allora, iniziamo con le domande dal pubblico. Sì. Fabio Bonavoglia ti chiede: perché hai scelto di esprimerti proprio attraverso una silloge e non un romanzo? Ecco sì, appunto già l'avevo accennato dicendo, cioè avevo già risposto un po' a questa domanda dicendo che spontaneamente mi venivano delle poesie. Tra l'altro io ho avuto un'esperienza che mi ha anche molto colpito, perché io quando scrivevo poesie di notte le avevo già tutte in testa, le dovevo solo trascrivere, quasi una forma di scrittura automatica. E quindi io non ho scelto, è la poesia che mi ha scelto, io non ho scelto la poesia invece del romanzo, è stata la poesia a scegliermi, perché io quando sentivo il bisogno di scrivere, scrivo già in poesia. Bello. Alessandro Mancini chiede: buonasera, il titolo Oserò, disturbare l'universo, è una dichiarazione forte. Cosa significa per te disturbare? È una domanda molto intelligente, trovo,
perché io ho sempre avuto paura di disturbare. Cioè, c'è anche una poesia che si chiama proprio Oserò disturbare l'universo, dove io scrivo che ho vissuto tutta la vita in punta di piedi per non fare rumore, per paura di disturbare. Ah, E sicuramente è legata all'educazione che ho ricevuto, però me la sono portata dietro tutta la vita e ancora adesso io spesso chiedo scusa prima di parlare, oppure ti disturbo al telefono quando chiamo, quindi è un po' centrale nella mia esistenza e questo ascoltatore è stato molto arguto nel cogliere questo significato. mm. Allora, Federico Arcuri chiede, saluta da Siena, le Bene. poesie nascono in momenti precisi o sono frutto di un lavoro di revisione nel tempo? Allora, io passano in momenti precisi, nel senso che io scrivo in certi momenti in cui, diciamo, mi sento, per capirci, ispirata. E quando mi sento ispirata mi è facile scrivere. Però magari può passare un mese e io non ho scritto niente. Questo vabbè, anche perché ancora lavoro, ho poco tempo libero, per scrivere ci vuole tanto tempo perché bisogna Lavori. innanzitutto leggere tante poesie e poi ci vuole appunto il silenzio, la calma, la tranquillità per avere la concentrazione per poter scrivere. Però più in momenti particolari che in lavori, lunghi lavori di revisione. Stefano Amato scrive, allora, ci saluta da Avellino, c'è tutta l'Italia, eh? C'è un Bello. filo conduttore che lega tutta la silloge? Sì, sì, il filo conduttore, il trait d'union è proprio questo amore per la vita. Io sono legata alla vita a doppio filo. Mi sento parte, una infinitesima infinitesimamente piccola parte dell'universo, ma sono contentissima di farne parte. Per me l'impulso vitale è fondamentale. Io adoro la vita, amo la vita, non vorrei staccarmene mai, anche se poi sappiamo che un giorno, cioè, sarà inevitabile, però certo non desidero che arrivi quel giorno. Perfetto. Allora, Tiziana Gentile ti chiede, quanto è importante il silenzio nella tua scrittura? Fondamentale, bella questa domanda, mi piace molto. Eh, Fondamentale, infatti io scrivo di notte. eh, Tra l'altro pensavo di essere io a scrivere di notte, perché poi uno pensa sempre di essere strano e gli altri normali, no? no, no, Invece ho no. scoperto che tantissimi scrivono di È notte, vero, è vero. tantissimi poeti scrivono di notte, proprio Mm. per il silenzio, perché di notte non si è disturbati dai soliti rumori, non so, televisione, musica, non che la musica sia un rumore, però per scrivere si ha bisogno di silenzio. Perfetto. Concetta Romano ti chiede, scrive da Palermo, Sì? la mia Sicilia. Scrivere poesia oggi è un atto coraggioso o necessario? Per me è un atto necessario perché io ho bisogno di scrivere poesie. Ehm, Ho bisogno di esprimere quella parte di me che nella vita di tutti i giorni non viene espressa, rimane inespressa. Quindi sento una necessità, direi quasi fisica, di scrivere, di comporre poesie, di pubblicarle, di pubblicizzarle, cioè, perché ho bisogno di esprimermi, ho bisogno che quella parte creativa che ognuno di noi ha venga fuori, emerga e sia riconosciuta anche, quindi come tale. Perfetto. Allora, Veronica Gianuzzi scrive da Conversano, in Puglia. Ah, Tutta l'Italia. Ti senti più libera o più esposta quando scrivi versi? io mi sento libera perché io sinceramente
non ho un forte senso del pudore, e questo lo dico anche nel senso proprio che non ho problemi a svelarmi. Le mie poesie sono molto sincere, molto personali, molto intime, e quindi emerge la mia vera natura, il mio vero carattere, e io spero anche la mia anima. Per cui non mi sento svelata, mi sento molto libera. Perfetto. Vuoi dire qualcos'altro tu nel frattempo che aspettiamo le domande? Sì, io volevo cogliere l'occasione per fare un'operazione di marketing, nel senso che Oserò disturbare l'universo adesso è disponibile anche in formato Kindle. Mm, Quindi, per chi ha l'app Kindle, che non vuol dire avere il dispositivo, basta avere l'app scaricata sul telefonino o sul computer o su qualsiasi tipo di device, e può leggerlo ad un prezzo decisamente accessibile. E questo mi fa piacere, perché spero che tanti ne approfittino. perfetto. Sono arrivate altre domande. Domande. Mhm. Allora, questo qua te l'ho chiesto, no, questo l'ho chiesto. Pensate, allora, Michele De Chiara, pensate come me che la poesia sia una sintesi di emozione più grande? Di emozioni più grandi? Mm, una Beh, sintesi. certo, la poesia è sicuramente una sintesi di emozioni, e sicuramente è un insieme di emozioni che si spera di riuscire a portare all'esterno e a comunicare e a condividere col lettore. Perché se io ascolto la musica jazz di notte e scrivo di questo, che non riesco a dormire, che ascolto la musica, che mi sento parte dell'universo, vivo questo momento, e questa atmosfera, questo mio modo di sentire viene condiviso, qualcun altro riesce a coglierlo, a sentirlo, è meraviglioso. Certo. Allora, Saverio Donofrio, hai mai tolto una poesia perché è troppo personale? No, mai. Io sono appunto una spudorata. No, prendetemi così, adesso No, questa è va una bene. battuta, questa è una battuta, però insomma no, non importa che sia troppo personale. Io nell'ultimo libro, adesso ho scritto un secondo libro che posso far vedere? Sì, Si perché no? chiama Zenzero e cioccolato. C'è una poesia, per esempio, sulla morte di mio padre, che ovviamente è qualcosa sulla reazione alla morte di mio padre, che fu molto prematura, io ero una ragazzina. E io mi racconto nel mio dolore, in quello che è stata quell'esperienza traumatica, e non mi vergogno di questo, insomma, non provo vergogna di questo, anche dei miei sentimenti più intimi. Vado. Sì? Silvio Tenti scrive: quanto conta la musicalità nei tuoi testi? Conta sicuramente, perché bisogna fare i conti, scusate il gioco di parole, anche con questo. Cioè, la tecnica non è tutto, però sicuramente aiuta. E avere un senso del ritmo, della musicalità nella poesia è importante. Perfetto. Allora, Raffaele Tinto di Cuneo, tuo lavoro con le lingue influenza il modo in cui scegli le parole? Mm. Che anche questa è una domanda molto Belle? intelligente, che molto, c'entra molto. Io sicuramente aver lavorato come traduttrice per così tanti anni, aver passato le notti su una parola, scegliere la parola giusta, certamente ha aiutato poi la mia attività di scrittrice, di poetessa. E certamente io a volte penso in lingue diverse,
anche una frase, mi viene in mente in un'altra lingua e questo mi aiuta comunque, sì, è un aiuto. Perfetto. Vuoi dire qualcos'altro nel frattempo che arrivano le domande? Sì, Io io posso dire vorrei che dire, mi son piaciute tutte, eh. oh, Ne ho scelte 4, grazie. ma son tutte bellissime comunque. Grazie, sono veramente belle le domande, molto argute, eh? Vera? Allora, vediamo se mi scrivono. Vabbè, tu di qualcos'altro che io ricerco. Sì, io volevo Vabbè, dirti, qui già è arrivata un'altra domanda. Aspetta, aspetta. sì. Matteo Lombardi. Questo scrive da Piacenza. Mi piace che scrivono anche di dove sono. Che tipo di lettore immagini mentre scrivi? Ma io non sono più giovanissima Ah, e beh, insomma, è la verità. Quindi non immagino un lettore adolescente, ecco, o ventenne. Immagino più no. un No, non è coetaneo. detto. Guarda che i giovani sono bravi, eh. Io No, nei ma io vari non. meeting che partecipo in prima persona, guarda che i giovani si difendono anche loro, eh. Amano la No, poesia, son bravi. Io li no, no, ammiro, perché non loro metto sono in il futuro. non metto in dubbio che siano bravi, però ti dico, la mia poesia non so quanto possa interessare un pubblico giovane, ma sicuramente il lettore che io immagino, uomo o donna che sia, questo non è importante, è già una persona matura, non per forza anziana, matura però, sì, per capirla anche, perché con l'età si colgono, per esempio, c'è una poesia nel nuovo libro che parla delle piccole cose. E, con l'età, per esempio, si impara ad apprezzare il valore delle piccole cose nella vita, perché il valore della tranquillità, della serenità, che certamente in giovinezza non sono dei valori portanti. Perfetto. È arrivata un'altra domanda di Sì. Valentina Troito, o Troito, non lo so, da Foggia. Se il tuo libro fosse un'emozione, quale sarebbe? Quale sarebbe? Se il mio libro fosse un'emozione, sarebbe sicuramente legata al mare, quindi allo sciabordio del mare, Mh. Un'altra possibilmente di notte con la luna. perfetto. Allora, posso? Allora, ha scritto Astolfi Genni. C'è una poesia che ti ha fatto più male scrivere rispetto alle altre? No, io non ho provato mai dolore nel scrivere poesie, anzi, devo dire piacere, piacere, sì. No, non ci sono poesie che mi hanno fatto male o che. Vabbè, io devo dirti la verità, non ho delle corde drammatiche, le mie poesie non sono drammatiche e io non sono una persona drammatica. Tendenzialmente sono una persona abbastanza equilibrata, spero, e soprattutto solare, piena di vita e positiva. Quindi non la vivo come una cosa dolorosa, anzi, la vivo come una cosa espressiva, esaltante. Perfetto. Allora, Donato Rinaldi ti chiede: hai mai avuto la sensazione di non voler più disturbare e tornare indietro? Molto bella questa domanda, perché uno dei problemi, e questo signore l'ha colto benissimo, è che io non voglio disturbare il lettore e faccio perché ho sempre questa paranoia del disturbare, no? E tra le persone che non voglio disturbare sono i lettori. E ho cercato di scrivere delle poesie che non disturbassero il lettore e che lo conducessero piano piano nel mio mondo, ma senza turbarlo troppo, insomma. Bene. Non ho mai Allora, pensato però di smettere di scrivere poesie. Da quando ho iniziato ho sempre scritto, con ritmi più o meno serrati, ma ho sempre scritto e non penso di farne a meno. bene. Allora, Gabri Gaio scrive: il mio elemento preferito è il mare d'estate, guarda come poetico, con le sue onde che si infrangono velocemente sulla spiaggia schiumose, salate e tiepide con un forte scirocco. Carina. Non Molto era una bello. domanda, è una
Allora, Persico Valentina ti chiede: quanto pesa oggi la vulnerabilità? Ma bisogna essere vulnerabili, cioè io non sono molto vulnerabile come persona, nel senso ho le mie fragilità come tutti, certamente, però ho anche ormai una certa forza, una certa stazza, e per cui difficile ferirmi, farmi veramente del male, ecco. Mi è molto difficile perché mi so proteggere, mi so difendere, ho imparato a difendermi, ho imparato a proteggermi. Perfetto. Senti, dove potremmo acquistare il tuo libro? Allora, il libro è in vendita sul sito di Pub Editore ad un prezzo particolarmente conveniente. Su Amazon, sia il cartaceo sia il Kindle, come dicevo, a un prezzo molto conveniente. Poi sul sito come Feltrinelli, del circuito Feltrinelli, quindi si trova anche in quelle, anche prenotabili in libreria e Feltrinelli. Perfetto. Senti, se arrivano altre domande, poi puoi rispondere tranquillamente sui commenti. Io ti Sì? ringrazio di averti avuto come ospite, sei una Ma grazie persona a te, brillante grazie a te Giovanna. e spero di rivederti ancora. Ringrazio tutte le persone da tutta l'Italia che ci hanno scritto Hanno e scritto delle questo domande molto intelligenti, argute, molto sensibili, belle, sono bravi, sono bravi. molto bravi. Son bravi. Siamo contenti che hanno partecipato e speriamo di rivederti ancora. Dai, magari con Eh, mi- l'altro libro, eh? Col secondo libro devo presentarlo ancora. È appena uscito. È appena uscito. Allora ringrazio tutti e salutiamo. Alla prossima. Grazie Giovanna, Grazie e Mariela. grazie a voi tutti. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.